Stiamo parlando di forze armate, quindi esercito, aeronautica e marina militare. Stiamo parlando di 700 corse al giorno, 150 treni, circa 150.000 persone trasportate nel territorio regionale, solo esclusivamente il territorio regionale, e potenzialmente le forze armate che potrebbero chiedere di poter fruire di questo nuovo servizio e partecipare a questo nuovo servizio sono circa 9.000 unità. Esclusi Frecciarossa, giusto? Sì, stiamo parlando di treni regionali per un accordo regionale. E l'obiettivo qual è? Sicurezza, controllo, qual è? La deterrenza, avere un militare che si dichiara e quindi si fa censire a bordo del treno, un militare in divisa che nel momento in cui ci fosse un problema il capotreno lo può contattare, sa qual è la sua postazione e potrà avere un valido aiuto. Non è la prima volta che capita questa cosa, perché altre regioni hanno già fatto un provvedimento simile. Che risultati ha dato? Risultati che la deterrenza è fondamentale, e penso anche che si debba ricordare che a livello nazionale quest'anno abbiamo avuto un bilancio di oltre 250 aggressioni a bordo, e in Veneto 31 aggressioni, che non sono poche per una regione come il Veneto. Noi siamo la quarta regione d'Italia per aggressioni, dopo Lazio, Toscana e Campania. Ma vuol dire militarizzare i treni questo? Vuol dire viaggiare più sicuri e più tranquilli, si mettono nei panni delle ragazze, delle signore, degli operatori, dei capotreni, che si ritrovano a volte davanti delle persone esagitate, fuori di testa, maleducati, gente che non sa cosa sia la civile convivenza, e noi siamo felici di avere le forze armate a nostra disposizione. Allora, gli ospedali non possono essere caserma e devono essere aperti, proprio per il motivo per cui noi curiamo tutti, a prescindere dal colore della pelle, dal credo religioso, dalle scelte sentimentali, dal censo, dal fatto che abbiano i documenti o non ce li abbiano. E questo è un momento di vanto per noi veneti. Abbiamo 68 ospedali, è pur vero che dobbiamo difendere da un lato gli operatori, i nostri 64.000 operatori, e dall'altro l'esercizio dell'attività medica, perché chi va a fare l'aggressione, come è accaduto a Cittadella, in un pronto soccorso, crea del male agli operatori, come abbiamo visto, e fra l'altro avete visto il carabiniere che ha avuto la peggio, e dall'altro interrompe un servizio, magari mettendo a repentaglio la vita di un codice rosso che ha bisogno urgente di essere curato. Quindi io penso che il legislatore qui debba legiferare con tolleranza non zero, ma doppio zero. Buongiorno, sono Roberto Pincerato, presidente di IODA, il tuo consulente assicurativo. Siamo presenti in Mirano, Chioggia, Orbassano, Torino. Visita il nostro sito www.iodabroker.it.